Sui furbetti del vaccino, per così dire, siete stati davvero irremovibili come E lo Regione saremo Sicilia. ancora di più, perché temo che questi non saranno gli ultimi, ma vede, molte argomentazioni che anche ho letto in queste ore possono apparire tutte di buonsenso, però c'è un tema, c'è un grande siciliano che ha detto molte settimane fa che avrebbe atteso il suo turno. Questo grande siciliano si chiama Sergio Mattarella. Io non penso che ci sia qualcuno che possa avere maggiore titolo del Capo dello Stato e che quindi possa permettersi un atteggiamento diverso da quello che lui ha tenuto. Assessore, entro l'estate allora si va verso quella vaccinazione che tanto si è stretta, cioè l'immunità di gregge? Beh, io spero che intanto arrivino le fiale, c'è un impegno forte, l'ho detto più volte, del governo centrale, e noi come Regione Siciliana abbiamo molto apprezzato l'intervento che il Presidente Draghi ha fatto per il blocco delle esportazioni. Anche qui ricordo a me stesso che questo appello al governo che c'era prima l'aveva rivolto il Presidente Musumeci e qualche volta era stato accompagnato dall'ilarità di alcuni esponenti dell'opposizione che ritenevano fosse una violazione delle regole del libero mercato. Temo siano gli stessi che oggi plaudono al Presidente Draghi. Cenerentola, quando arriveranno le risposte sanitarie? Beh, le risposte sanitarie sono oggetto, ci sono stati fatti tanti studi, proseguiremo a farlo, è una battaglia del Presidente della Regione e quindi il nostro dovere, il mio dovere in modo particolare è quella di assicurare i tempi più rapidi possibili.